Due squadre che devono risollevare la testa dopo l'ultima sconfitta che è stata per entrambe contro il Geraci di Mirto al comunale di Villarosa per la settima giornata del girone B di promozione e Villarosa Aspra. Buon divertimento amici sportivi da Fausto Signorelli, vediamo le due squadre in campo, il Villarosa con maglia rossa, i pantaloncini neri, calzettoni rossi. Queste le scelte di Mister Folisi con l'1 Pesce, con il 4 Ferrara, col 7 Cabba, con l'8 Mussa, con il numero 9 Bangura, con l'11 Cordaro, col 13 Camarà, col 15 Mardi, col 17 Vicari, col 19 Lodico, col 22 Lombardo. Vediamo invece la formazione dell'Aspra, schiera con l'1 Cascione, col 2 Paolo D'Amico, col 3 Bonanno, col 4 Marciante, col 5 Cuccia, 6 Procida, 7 Santa Guida, 8 Palazzo, 9 Albeggiano, 10 Gio, 11 Pirrotta. Tutto pronto per il fischio d'inizio, che oggi sarà dato dal signor Azzolina della sezione di Caltanissetta. Primo possesso che sarà del Villarosa. Ultimi dettagli controllati dal signor Azzolina. Geraci che, come dicevamo, ha battuto Villarosa e l'Aspra. Nell'ultima gara l'Aspra ha riposato, ha perso nella quinta contro il Geraci, ma è un'altra storia. Inizia in questo momento Villarosa Aspra con il primo possesso, come abbiamo detto che per il Villarosa. Subito Bangura larga per Cabba che può metterla dentro, fa così allontana la difesa. Ancora possesso Villarosa che ha avuto una brutta sconfitta contro il Geraci per 6-0 fuori casa nella scorsa giornata. L'Aspra ha riposato, perso la quinta gara contro la squadra di Mirto che sta provando mini a lungo in questo inizio di campionato. Bangura allarga, invece Mardi può mettere dentro, fa partire il cross e chiude con il petto, coraggioso qui Cuccia, fa ripartire i suoi. Qui Caba, bravissimo qui il numero 7, attenzione che può anche calciare, fa partire la conclusione, deviata dal difensore dell'Aspra, calcio d'angolo per il Villarosa quando è trascorso un minuto di gioco, nel corso del primo tempo. Tra i vari cambi che ci sono nelle due formazioni rispetto all'ultima partita, cambiano i due portieri. C'è Conticelli per il Villarosa, c'è Pesce, c'è invece Cascione nell'Aspra contro Geraci. Giocò Ferrara, calcio d'angolo per il Villarosa, si forma il trenino, parte il cross che è basso, arriva a Cordaro a difendere il pallone, ancora possesso del Villarosa. Recupera per qualche secondo l'Aspra, palla in avanti, ce lo dico, in anticipo, si anticipa l'avversario. Camarà, parte l'Aspra, Albeggiano la mette dentro, non c'è nessuno, adesso arriva Pirrotta che non riesce però a mantenere il possesso, rimessa dal fondo Villarosa. Pesce con il rilancio lungo di testa, chiude il 3, maglia oggi verde, poi palla che termina il possesso di Cascione. Villarosa che è considerata anche la gara di Coppa, ha perso 3 gare consecutive, che oggi è chiamata a dare una risposta. Siccome l'Aspra ovviamente per cercare di
di rendere il campionato vincente per l'inseguimento al Geraci, due squadre che hanno rispettivamente Villarosa e Aspra 7 e 9 punti, due squadre che proveranno a lottare a dare filo da torcere. La squadra è nata da Gaetano Mirto, mentre qui c'è rimessa laterale per il Villarosa con Mardi, si appoggia su Bangura, scivola il 9, arriva a deviazione Palazzo, poi ancora possesso dell'Aspra, di testa Albeggiano, poi Camarà, Mussa, Mardi, via Mardi sul rilancio di Paolo D'Amico, poi allontana la difesa palermitana, rimessa laterale ancora per il Villarosa. Chiude Ferrara su Santa Guida. Messa laterale Aspra già battuta. C'è Lombardo in anticipo su Pirrotta. Prova ad andargli davanti il numero 11. Non ci riesce, quantomeno non riesce ad ottenere il corner. C'è la rimessa al fondo per il Villarosa. Se ne sono andati 5 minuti nel corso del primo tempo. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Ultima gara interna giocata squadra di Mister Folisi, terminata 2-1 per il Lascari Cefalù. Lì segnò per la squadra biancazzurra oggi in maglia rossa. Mentre attenzione alla palla in avanti, il pallonetto, attenzione che per poco non segnava Cordaro. Dal nulla il Villarosa era riuscito a costruire un'azione d'attacco. Buona la palla di Bangura per Cordaro, ha cercato lo scavetto che aveva superato Cascione, c'era comunque in copertura Bonanno, la palla è terminata fuori. Primo squillo del match, minuto 5 del Villarosa. Bangura, Mardi, salta un avversario bene, Bangura, gioca il Villarosa, lancia a cercare Caba, massimo sforzo del numero 7 che riesce a mantenere il pallone in campo. La Caba si appoggia sull'Odico, chiude in qualche modo Cuccia, si gioca vicino la bandierina di destra, alla nostra destra, alla fine esce con la palla a piede l'Aspra, chiude ancora bene Ferrara. E poi c'è Paolo D'Amico con il tacco, ci aveva provato Santa Guida, riesce in qualche modo a servire sempre Paolo D'Amico. Ferrara lo chiude con un tocco però di braccio e c'è calcio di punizione per l'Aspra. L'ha messa dentro, tanti rimpalli, alla fine la palla diventa buona per Albeggiano. C'è posizione regolata, giudicata regolare dal direttore di gara, spazzata via, prova ad inseguire Vicari, non riesce a giocare la sfera. Un pressing Vaccaba su Bonanno. Attenzione alla palla che diventa buona per Vicari. Contro Palazzo, ancora Vicari, riesce ad ottenere il massimo calcio d'angolo che è il secondo per il Villarosa in questo inizio di partita. Vanno al centro le torri a saltare, sono in 5 all'interno dell'area di rigore, o meglio 1 dentro, 4 poco fuori, pronti ad entrare. 8 minuti nel corso del primo tempo, parte il cross in acrobazia, Cordaro, poi è sfortunato Santa Guida, la palla gli rimbalza addosso ed è ancora rimessa, perdonatemi, calcio d'angolo per il Villarosa.
Mussa sul punto di battuta. La mette dentro, palla alta, c'è Lombardo che però non può impattare direttamente, deve ragionare, alla fine ottiene calcio di punizione, stesso da Marciante, c'è il calcio di punizione Villarosa. Mardi sul punto di battuta con il sinistro andrà a metterla dentro, si formano le coppie all'interno dell'area di rigore, parte il cross lungo, c'è Lombardo che prova a rialimentare, la palla esce fuori, nulla di fatto. Il Villarosa, tra l'altro, oggi assente in parte all'inizio Cimino, in parte all'inizio neppure Gustavo. È stata la coppia d'attacco contro il Geraci nel tridente. Pallina avanti. C'è Ferrara, c'è Camara, lo dico, poi Mussa, Camara scivola, allora prova a perfezionare, lo dico, la palla in avanti per Cordaro, arriva in chiusura Cascione. Questa tra le battute di testa anticipa il Bonanno, rimessa laterale per il Villarosa. Con le mani va Lodico, chiude in qualche modo l'Aspra, ancora Lodico, è bravo qui Caba a far passare il pallone, può andare il numero 7, può metterla dentro, fa così, non c'è nessuno, non arriva Cordaro, arriva Cascione, altra azione offensiva del Villarosa, stavolta conclusasi in un nulla di fatto, gioca l'Aspra, qui fallo secondo il direttore di gara su Giglio. Allora possesso di nuovo dell'Aspra, ha già battuto Procida, ancora il 6, su di lui va Vicari, Procida audacemente continuava a mantenere il possesso, poi alla fine è tornato da Cascione, Mussa, era buona l'idea, anzi è buona, poi c'è un contatto di check tra Cordaro ed Amico, secondo il direttore di gara non c'è nulla, 12 sul cronometro, 0-0 il parziale tra Villarosa e Aspra. Ancora Mussa a recuperare il pallone, poi c'è Lombardo che ha il tempo di ragionare, serve Bangura, sbuca in mezzo a due, Vicari da Caba, poi lo dico, sbaglia il passaggio, fa qualche metro indietro, Mardi riesce a servire il compagno, viene messo giù regolarmente secondo il direttore di gara, riparte l'Aspra, pallina avanti, chiude ancora Lombardo, puntuale e preciso qui nella chiusura, riparte il Villarosa con Mussa che si appoggia su Mardi, cerca lo scavetto per Vicari, chiude senza problemi Cascione. Cuccia, Procida, gioca l'Aspra,
marciante in avanti, c'è Lombardi in anticipo su Albeggiano e poi Camarà, si allarga Kaba, lo vede il numero 13 e lo serve con i tempi giusti. Può salire il 7 centralmente da Vicari che viene preso in controtempo dal pallone. Cordaro no, voleva l'1-2, chiude difesa dell'Aspra. Albeggiano, attenzione al contropiede dell'Aspra con Pirrotta che prende il fondo, la mette dentro, fa partire il cross, chiude Pesce. Dice di no il numero 1. Riparte il Villarosa. Sale Lodico. Palla lunga. Cercare Vicari. Anticipato dal pallone, lo ritrova. E poi Mossa. Buona la giocata del numero 8 per Kaba che fa partire il cross. Non arriva di testa Cordaro, non è finita perché c'è Mardi dall'altro lato che poi fa di tutto per tenere il pallone in campo ma non ci riesce. Rimessa laterale per l'Aspra. Buona questa azione offensiva, è stato bravo all'inizio Mussa, ex Leonfortese, che è riuscito a sfondare, a servire. Kaba l'ha messa dentro benissimo il set, è arrivato con un attimo di ritardo Cordaro, è stato preso in controtempo dalla Sfera. Ancora il Villarosa con Bangura, illusione del gol al 15esimo. Ci ha provato Bangura in drop, palla fuori. Palla di poco fuori, quella che termina alta sopra la traversa. Ne era arrivato comunque Cascione. Chiama i suoi, li invita a salire, 16 sul cronometro, 0-0 ancora il parziale, anche se in questo inizio di gara è il Villarosa la squadra più pericolosa. Rimessa laterale battuta in questo momento, chiude di testa Camarà, ritrova la Sfera, vicino a lui Bangura, alza un arcobaleno il numero 13, Vicari anticipato secondo l'arbitro regolarmente. Poi Mardi spazza via, di testa Vicari, trova Lodico che però si addormenta, capisce tutto Pirrotta. Su di lui sia Musa che Kaba, alla meglio il set che fa partire Cordaro, la palla però termina out, il pubblico comunque apprezza. Villarosa, ripetiamo, sta giocando bene in questo inizio di gara. Rispetto comunque alla gara contro il Geraci, Mister Folisi ha cambiato 5 interpreti. Lì giocavano Conticelli, Di Blasi, Allegra, Gustavo e Cimino. 4 interpreti, perdonatemi, e non 5. Rimessa laterale battuta in questo momento. Mardi si mette davanti l'avversario, lo strattona, quest'ultimo calcio di punizione per il Villarosa, con Mardi che voleva servire Kaba, non riesce ad andare così lontano la Sfera e poi Kaba la mette giù in 2 tempi. Mussa di nuovo da Kaba, anzi c'è prima di lui Bangura e poi Lodico porta palla, il 19 viene fermato da Bonanno, rimessa laterale per il Villarosa. Lodico, Bangura, cercare Vicari, non lo trova e poi Camarà va da Mardi, palla un po' troppo corta, alla fine non arriva né Mardi ma neppure D'Amico, e rimessa laterale però che per l'Aspra sta facendo fatica
ad uscire, a creare occasioni pericolose, sta soffrendo un po' questo inizio aggressivo del Villarosa, forse anche inaspettato. Villarosa che prossima giornata riposerà e poi andrà fuori casa a Falcone contro il Pro Falcone, che invece giocherà contro l'Aspra prossima settimana. Lo dico, fa 2 dribbling, attenzione, la palla è buona per Cordaro, non riesce a sfondare il numero 11. Poi Cuccia, su di lui Cabba, lo pressa, fa il massimo, ma comunque è rimessa dal fondo per l'Aspra. Grande Mori! Buona to, dai! Giocano! Lancio lungo, cercare uno tra Albeggiano e Pirrotta, non arriva nessuno dei due e dunque rimessa laterale per il Villarosa. Già battuto Mussa quasi a memoria a cercare Cabba, palla un tantino lunga, si sforza il set, viene anticipato, rimessa laterale per la squadra di casa. Poi qui c'è un tocco con il braccio, calcio di punizione per il Villarosa. Lo dico, andrà a battere. Un 4 a saltare, 2 poco fuori. C'è Musta sul punto di battuta che fino ad adesso ha battuto tutti i calci da fermo, angoli e punizioni, tranne quella di poc'anzi battuta da Mardi. Parte il cross, stacca l'Aspra da allontanare, non è finita perché c'è Bangura. Poi Mardi riesce a chiudere, calcia da lontano, palla che però termina fuori, nulla di fatto. Dunque rimessa al fondo per l'Aspra che già gioca. Rischia qui un po', Procida, alla fine allontana Cascione. Palla dall'altro lato, chiude Ferrara. Ancora il 4. Spazza via perché pressato, diverse maglie verdi. Alla fine alla meglio il 4. Mardi chiude Santa Guida, fa partire Albeggiano, chiuso da Mardi in maniera regolare. Si è lasciato un po' cadere qui il 9 che rimane adesso giù. Cabba vede l'accaduto, mette la palla fuori, si rialza adesso il 9. Albeggiano che è il miglior marcatore dell'Aspra con 4 gol. Il migliore della Villarosa è invece Cimino, che non c'è, che ha realizzato 3 reti, 2 delle quali qui contro il Mistretta nella terza giornata, la gara che terminò 2-0, subentrò e decise di far vincere i suoi la partita con la doppietta. Furono tra l'altro i primi 3 storici punti in promozione nella storia del Villarosa. Allarga qui Bangura per Cabba, palla in avanti, può cercare Albeggiano che realizza il gol però in fuorigioco. Era partito parecchi metri avanti, segnalato dall'assistente Viezzolina. E dunque, calcio di punizione per il Villarosa, 24 sul cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0.
Palla direttamente tra le braccia di Cascione. E poi Santa Guida, che però pressato mette la palla fuori involontariamente ed è possesso di nuovo per il Villarosa, che sta mettendo in difficoltà l'Aspra. Questo pressing alto, con questa aggressività forse inaspettata per certi versi, mentre qui è rimasto giù stavolta Mussa, non vedo errato, sì, è proprio lui, l'8 villarosano, che fa fatica ad alzarsi, chiamati i soccorsi. 24, perdonatemi, sul cronometro, corso il primo tempo, 0-0 il parziale tra Villarosa e Aspra. Villarosa che tra l'altro con i 6 gol presi contro il Geraci, diventata la seconda peggior difesa del campionato dopo Polisportiva Gioiosa, che ne ha subiti 16, il Villarosa invece 15. In una bellissima statistica, certamente influenzata dalla sconfitta per 6-0 contro il Geraci. Gioca il Villarosa. Bangura, va da Mardi, può salire il 15, salta bene l'avversario qui Mardi, fare partire il cross, poi un po' esagera, andare cost to cost. Alla fine la palla termina fuori, il possesso per l'Aspra. L'arbitro poi vuole parlare anche con D'Amico e Mardi. Avvertimenti per entrambi e si può giocare. Cascione. Bangura. Mardi. Si mette davanti con il corpo, riesce ad uscire palla al piede, salta l'avversario, buonissima la giocata qui del 15, attenzione al Villarosa, palla dentro, deviata che termina tra le braccia di Cascione. Era stato Cordaro a mettere questo cross dentro, è stata una deviazione difensiva che ha facilitato e ha agilitato l'uscita di Cascione. Palla dall'altra parte del campo, rimessa laterale sempre per il Villarosa che non sta soffrendo praticamente nulla. Primo tempo fino a questo minuto, fino al 27esimo, abbastanza noioso, che ha visto però Villarosa creare le migliori occasioni. Nulla di eccessivamente pericoloso, però qualcosina in più dell'Aspra. Mette attenzione al contropiede con Cordaro che viene anticipato, ancora calcio d'angolo, quarto del match per il Villarosa. Siamo ancora al 28 del primo tempo, invece l'Aspra non ne ha battuto neppure uno. Mardi sul punto di battuta. Si creano nuovamente le coppie, fa partire il cross, gol indietro, alla fine c'è Cava, Bangura, punta l'avversario, dietro sul destro, la mette dentro, chiude con i pugni il portiere, non è finita perché c'è Cordaro che calcia, la palla è un po' strozzata e alla fine Camara salta l'avversario, Camara fa partire le conclusioni deviate da Palazzo. Poi gioco pericoloso di Bangura.
pericoloso qui del 9, messo il piede a martello, poi si è anche fatto male il contrasto con D'Amico, anzi sì, ed è proprio D'Amico. 29 corso del primo tempo, 0-0 ancora il parziale. Batte adesso la punizione l'Aspra, chiude un po' scordinato qui Camarà insieme a Mussa, ma efficiente. Poi Santa Guida a cercare Albeggiano, è buona l'idea. Albeggiano che poi travolge Pesce. Rimane giù il portiere del Villarosa. Era andato in anticipo il portiere del Villarosa. L'ha travolto qui Albeggiano, un po' scomposto l'intervento, comunque non segnala nulla il direttore di gara, o quantomeno fallo sì, nessun provvedimento disciplinare. Pirrotta, scivolata, chiude Ferrara. Rimessa laterale per l'Aspra. La messa direttamente al centro dell'area di rigore, chiude ancora Ferrara. Poi Vicari. Travolto ancora, di nuovo calcio di punizione. (31) corso del primo tempo, 0-0 ancora tra Villarosa e Aspra. Di testa spizza Vicari dove c'è Caba che però è oltre la linea dei difensori ospite e dunque calcio di punizione per la squadra palermitana. Già battuto Bonanno, poi il lancio lungo, cercare Pirrotta dentro, chiude Camarà, poi con il tacco per Mussa, via. Palazzo non è finita perché la palla in avanti è per Cordaro, protegge la sfera il numero 11, con la spalla in qualche modo la mette giù. C'è Vicari che può anche calciare, forse ci pensa, serve Camarà ma sbaglia il tocco, poi tunnel di Giglio su Vicari, però c'è ancora per terra Caba, dunque si ferma ancora una volta il gioco per la terza volta primo tempo. Ora molto probabilmente Villarosa restituirà palla all'Aspra, l'estremo difensore dell'Aspra che Cascione. Si rialza adesso Caba, si può giocare palla per Cascione. Rilancio lungo, Lombardo fa rimbalzare il pallone, forse non è un'ottima idea perché c'è Pirrotta, ma dietro di lui spunta Ferrara, non è finita, cross per Albeggiano
che stacca di testa, prende bene il tempo, para Pesce. Lo dico, spazza via. Palazzo con il tacco, riesce a servire in qualche modo D'Amico, si leva Bangura, D'Amico spazza via perché vede arrivare il 9, maglia rossa, e poi Ferrara, sempre con la testa e sempre in rimessa laterale. Attenzione a Santa Guida che cerca il pallone per Albeggiano, un po' troppo lunga, para e gestisce con calma Pesce, che va a rilancio lungo. Stoppa benissimo Bangura. Camara. Pesce. Lo dico. Cercare con la palla lunga Cordaro che non riesce a stoppare il pallone, rimessa laterale aspra. Sembra quasi che la gara da circa 10 minuti a questa parte si sia un po' affievolita quantomeno nel ritmo, che Villarosa abbia smesso di attaccare. Rimessa laterale per l'Aspra. Rimessa a Villarosa. Lontana, fuori dal comunale di Villarosa Cuccia. È possesso sempre e di nuovo per il Villarosa. Lo dico. Cerca Vicari, anticipato ancora una volta, ancora rimesso laterale qualche metro più avanti rispetto alla precedente. Sempre il 19 con le mani, va da Vicari, spintonato qui da Procida, alla fine l'ultimo a toccare è il 6 ed è calcio d'angolo per il Villarosa. Un altro corner per la squadra di casa. Si avvicina Caba, batte subito il Villarosa, palla messa dentro, esce con il pugno! Cascione, arriva Ferrara con il terzo tempo, stacca alto. Occasione Villarosa al 37. Pirrotta, Ferrara, poi Bangura, Vicari lotta contro Palazzo, la meglio l'otto e poi esce bene la Aspra in grande stile qui con il tunnel. Era andato via Palazzo, alla fine calcio di punizione per gli ospiti. Batte Palazzo subito a cercare in avanti sempre il Beggiano al contrasto con il portiere ed è calcio d'angolo per l'Aspra. Calcio d'angolo. La messa dentro di testa, lontana Ferrara, c'è Bonanno che lascia scorrere il pallone fuori, rimessa laterale per l'Aspra. Diciamo
Attenzione però la pallina avanti dell'Aspra, termina fuori però, è rimessa laterale, messa al fondo per il Villarosa. Dicevamo Villarosa che ha la seconda peggior difesa, invece l'Aspra ha la seconda miglior difesa dopo il Geraci, che in questo momento sta vincendo tutte le classifiche e che è meritatamente al primo posto, il punteggio pieno. Lo dico, Musa di prima a cercare Kaba, buona la giocata dell'8, Kaba punta l'avversario, lo salta bene Kaba, può metterla dentro, fa partire il cross, chiude e Procida è rimessa per il Villarosa. Anzi ancora calcio d'angolo, il sesto nel primo tempo fino a questo momento. La mette dentro, arriva Bangura che calcia al volo, addosso però all'avversario, non è finita, ancora Bangura. La mette dentro bassa Bangura, Ferrara viene forse accompagnato per terra, per usare un eufemismo, dal difensore dell'Aspra, non secondo l'arbitro. Attenzione però al contropiede, al ribaltamento di fronte con Pirrotta che serve al Beggiano, chiude in qualche modo, lo dico, dove c'è Mardi. Adesso si stanno allungando le squadre come se fossimo all'ottantesimo, invece siamo solo al 40esimo. Palla dentro di Pirrotta a cercare Albeggiano, va a contrasto sempre con Pesce, stavolta esce con i pugni l'uno, anticipa l'attaccante ospite, Palazzo dentro a cercare ancora una volta Albeggiano che però era ampiamente in fuorigioco. E qui, come possiamo anche vedere, l'Aspra è in difficoltà e lo si vede soprattutto da queste giocate. Gioca velocemente anche quando avrebbe la possibilità di farlo con calma. Si lotta, alla fine fare fallo non è nessuno secondo l'arbitro ed è rimessa laterale per l'Aspra. Esce adesso Musa, prova il break, cerca in avanti Cordaro, chiude la difesa dell'Aspra, spazza via. Qui Procida, poi Bangura di testa, cercare ancora Mardi, lo chiude in qualche modo Giglio, poi ancora il Villarosa in possesso per qualche secondo perché poi c'è il fallo. Già battuto, gioca velocemente il Villarosa. Kaba, sempre la solita giocata, punta l'avversario, lo riesce a saltare, ritorna su di lui Bonanno, mette il piedone ed è ancora calcio d'angolo. In tanti a saltare ancora una volta, rimane dietro solo lo dico, là dentro chiude Palazzo, non è finita, c'è Mardi che calcia di tacco Cordaro, la palla rimane al centro dell'area di rigore, tanti rimpalli, alla fine calcia Musa, era in fuorigioco di rientro Lombardo, segnalato da Zolina con l'ausilio dell'assistente. E dunque, possesso nuovamente dell'Aspra, 3 minuti al termine del primo tempo, 0-0 il parziale tra Villarosa e Aspra. Chiude Lombardo su Albeggiano, servire Cabba che si stava autolanciando, capisce tutto Bonanno, possesso che torna a favore dell'Aspra. Musa, poi Camarà, va da Cabba, Palazzo, tanti rimpalli, alla fine spazza via Bonanno. Di testa Santa Guida, Pirrotta. E poi Giglio, Palazzo, buono il lancio a cercare Albeggiano, troppo lungo però, c'è sempre Pesce. Tante volte la squadra palermitana ha cercato con il lancio lungo Albeggiano, sicuramente quello che può creare più pericoli
tra gli ospiti. Ricordiamo anche che il Villarosa ha in panchina certo Gustavo, che da subentrato può fare veramente male. Qui palla un po' lunga per Caba, è stato Camara a servirlo. Pirrotta si gira, su di lui però Camara con i tempi giusti. E poi Bangura a cercare Caba, la posizione è regolare. Condarisset si ferma, bene, sterza, la mette dentro, non arriva Vicari dietro di lui Cordaro, poi Bangura calcia, palla fuori. Ultimo giro di lancette in questo primo tempo e poi eventuale recupero. Vedremo se e quanto. Santa Guida, cercare Beggiano, poi Pierrotta, Giglio, ancora Pierrotta, chiude, lo dico. Molto attenti i difensori del Villarosa. Stanno facendo un'ottima partita fino a questo momento. Lo dico, Lombardo, qui intanto c'è il fallo. Il calcio di punizione per l'Aspra. 1 minuto di recupero, è arrivata in questo momento la segnalazione. E quindi si giocherà fino al 46esimo. Calcio di punizione per l'Aspra. Già battuto, batte veloce l'Aspra, arriva alla conclusione, la deviazione secondo i giocatori dell'Aspra con il braccio. Siamo già dall'altro lato, c'è Cordaro che lotta alla meglio su un avversario, prova a servire Caba, riesce a trovarlo, Caba contro Bonanno, riesce a saltarlo, fa partire il cross, arriva Marciante prima di Cordaro. Sono successe tante cose dalla battuta della punizione dell'Aspra. Prima gli ospiti reclamavano calcio di rigore e poi ribaltamento di fronte, il Villarosa ha sfiorato il vantaggio, forse l'ultima occasione del primo tempo, ed è un altro calcio d'angolo per il Villarosa, tanto per cambiare. Parte il cross, allontana la difesa, arriva in questo momento il duplice fischio, termina 0-0 il primo tempo tra Villarosa e Aspra. Noi ci sentiamo nel secondo tempo. Vincenzo, come ci si sente dopo aver fatto un grande cammino e adesso dopo la fine della tua lunga carriera? Ma normale, sono contento di quello che ho fatto in questo lungo cammino, come detto poco fa, quindi 18 anni di una lunga carriera dove ci sono state sicuramente delle grandissime gioie, qualche rammarico, però ci sta tutto, ecco. Tra le tue gioie ovviamente anche il Giro d'Italia. Che emozione hai provato a vedere questo nuovo percorso che per te sarebbe stato l'ideale, a vederlo così duro, e se non sbaglio hai detto anche che sarà uno dei più belli, perché? Ma, parto dal presupposto che questo Giro d'Italia è stato disegnato veramente molto bene, molto bello, particolare, è uno di quei giri che mi piace per come è stato disegnato, però chiaramente ne ho corsi veramente tanti e questo lo guarderò da un occhio diverso. Come sarà quell'occhio a maggio?
Sarà un occhio effettivamente diverso da tutti gli altri e non so nemmeno io come sarà, perché lo vivrò in futuro, quindi avrò modo di viverlo come forse non l'ho vissuto mai, quindi sotto un altro aspetto, però è tutto da vivere, ecco. Posto che noi facciamo fatica a chiamarti ex ciclista, tu un po' in questa nuova dimensione come stai prendendo le misure? Ma lo sto vivendo benissimo, l'ho preso bene. Sono stati dei giorni fantastici, dei passaggi molto importanti, dove c'è stato il pubblico che è stato molto, molto vicino, tante premiazioni, tanti momenti belli come questi, dove si sono ricordate tantissime vittorie mie, e lo vivo veramente con grande gioia. Ecco, tu 1 anno e mezzo fa, dopo il Giro di Sicilia, avevi parlato di Filippo Ganna, sei stato ottimo profeta su Filippo Ganna. Come vedi l'Italia del ciclismo, soprattutto per le corse a tappa? Ma quello che ha fatto Ganna non si discute, perché è andato veramente molto forte negli ultimi anni, dimostrazione anche di quello che ha fatto adesso, raggiungendo il nuovo record dell'ora. Penso che passerà anche un bel po' di tempo prima che qualcuno glielo strappi via, e sarà veramente molto difficile. Per quanto riguarda le corse a tappe, bisogna attendere ancora un po', perché manca effettivamente un corridore che può conquistare un grande Giro d'Italia. Coach Labita, una fatica immensa, però per l'impegno, per il cuore che ci ha messo la squadra, si può dire che è un passaggio del turno meritato questo. Diciamo che non ci speravo, però appena ho visto iniziare la partita e come abbiamo giocato, ho detto che oggi era una partita da sudare, ma si poteva vincere. Non purtroppo, ma diciamo che i rigori sono stati dalla nostra parte, come la prima partita della Coppa di Divisione. Passiamo questo turno, andiamo ai 16esimi di finale e vediamo un po', ci riscattiamo un po' dalla sconfitta subita sabato in campionato, e serve a fare morale anche questo. Ecco, si può dire che in questi 40 minuti c'era proprio la voglia di mettersi alle spalle quel pomeriggio col Città di Palermo. I ragazzi avevano voglia di riscattare questa sconfitta col Città di Palermo, che è stata anche una brutta sconfitta per il risultato, ma questa settimana, diciamo che lunedì e martedì hanno lavorato bene in allenamento, visto che per ora li ho io sotto, dopo le dimissioni di Gianluca, li ho io sotto la mia cura, e faccio da doppio allenatore fra prima squadra e under, e quindi mi hanno seguito e hanno fatto un po' quello che io avevo chiesto di fare, con molto impegno, devo dire. E ora l'appetito viene mangiando. Mercoledì prossimo, sempre qui, arriva il Regalbuto che ha battuto il Melilli, quindi un altro scalpo importante. Continua queste squadre di A2 che vengono a fare visita a Real Termini. Diciamo che stiamo alzando il livello, vediamo dove possiamo arrivare con Regalbuto, ma io parto sempre da sconfitto, poi il campo dirà la sua. Da capitano, pesano di più nell'ottica della partita i 2 gol che hai fatto, oppure la paura che hai provato dopo il rigore che non sei riuscito a trasformare? No, quando è così i 2 gol non li conto più, conto solo l'errore, che è quello più facile da ricordare. Quindi mi è dispiaciuto tanto sbagliare il rigore, ma alla fine meglio succede a me che non un ragazzino che magari ho le spalle larghe, e così mi ha vendicato il mio compagno di squadra Anthony. Ecco, a proposito di spalle larghe, la spalla di Anthony Dalba è stata decisiva sul rigore di Mendes. Sì, lui quando viene in allenamento un po' cammina sempre così, no, sto scherzando, no, è stato fondamentale, veramente, abbiamo dei giocatori veramente formidabili, però ricordo che abbiamo giocato contro una squadra super, che gioca una categoria superiore, poi formata pure da veramente fenomeni, da cui da tanti ex compagni. Voglio fare tanti complimenti anche a questa squadra, veramente formata da grandi, un grande allenatore come Castiglione. Adesso, eliminato il Piazza Armerina, eliminato il Canicattì, adesso arriva il Regalbuto, altra squadra di A2, a questo punto non ci si pone più limiti. No, i limiti ci sono sempre, li mettiamo sempre, perché incontreremo anche una grande squadra formata da Giovanni Martinez quindi Zanchetta, quindi formata veramente da grandi giocatori, quindi la affronteremo normale, quello che viene ci prendiamo. Anthony, alla fine ci hai messo la spalla e hai portato la squadra al turno successivo. Sono molto contento di questo, aver vinto dopo una bella partita combattuta, un primo tempo e un secondo tempo ho giocato ai miei compagni abbastanza bene, questo dimostra che gruppo siamo e dove possiamo arrivare. Dopo l'inizio difficile in campionato, adesso mi aspetto che cominciamo a ingranare anche lì. Abbiamo battuto già 3 squadre in Coppa Divisione
e a questo punto non ci poniamo limiti. Tu tra le altre cose sei entrato a partita in corso, Sì. non è facile entrare subito in clima, specialmente quando la partita dopo il primo tempo era già bella combattuta. Sì, ma per come sono abituato sto peggio a stare in panchina perché incito sempre ai compagni che in campo sto più tranquillo. Ora ci sono due belle avversarie, arriva la Cirreale sabato, arriva il Regalbuto mercoledì in Coppa Divisione. L'obiettivo a questo punto è continuare su questa strada. Continuare a vincere, soprattutto in campionato dobbiamo cominciare a vincere perché se no scappano tutte le altre. Mister, lotta dura, alla fine un colpo di spalla ha deciso 40 minuti veramente intensi. Sì, ci sta tutto. È stata una partita bella master, bella tosta, anche se non ci sono stati grandissimi agonismi di personali eccetera, anche perché sono ragazzi che si conoscono da anni. Forse un po' nostro, un po' di rammarico per qualche occasione che potevamo sfruttare un po' di più, però è andata così, dai. Onore ai vincitori. Insomma. Il cammino del Canicattì prosegue, ha sprombattuto in Serie A2, ovviamente testa al campionato. Certo, anche perché fra 2 giorni partiamo per questa trasfertina in Puglia e ci aspetta un'altra di quelle gare toste, perché ho già analizzato un po' gli avversari e hanno un modo di difendere abbastanza duro e tosto e dobbiamo recuperare le giuste energie fra domani e dopodomani.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Villarosa e Aspra, le squadre in campo. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara, che ancora non arriva. Si deve fare un cambio di pallone. Adesso sembra tutto pronto. 0-0 il parziale del primo tempo e si ricomincia così, gli stessi 22 del primo tempo, nessun cambio né da un lato né dall'altro. È iniziato il secondo tempo di Villarosa Aspra, primo possesso stavolta per i palermitani. Rimessa Aspra, già battuta un Giglio che scambia con Cuccia, alla fine l'ultima a toccare è il 5, rimessa laterale Villarosa. Nessun cambio di solito, squadra di casa cambia verso il 60esimo, 70esimo, inserendo soprattutto la velocità di Gustavo Cimino e anche il rapper. Vedremo. Oggi verranno confermati questi stessi cambi. Per adesso si gioca con gli stessi interpreti del primo tempo. Calcio di punizione per l'Aspra. Lancio lungo, chiude Lombardo, poi Santa Guida, Camarà, passa via Bonanno, va sul pallone Albeggiano, prima di lui arriva Pesce. Il lancio lungo, tra l'altro Villarosa che nell'unica gara che ha vinto in casa, ha segnato le 2 reti nel secondo tempo, arriva il primo cartellino del match ed è ai danni di Lodico, giallo per il 19 villarosano. Dicevamo 2 reti della vittoria contro il Città di Mistretta qui in casa sono state realizzate nel secondo tempo. Nell'ultimo quarto d'ora lì fu decisivo Cimino, la sua doppietta portò i 3 punti a casa. Tra l'altro rimane l'unica vittoria casalinga del Villarosa di quest'anno. Le altre 2 gare, una la sconfitta con il Lasca di Cefalù, l'altro il pareggio nella prima giornata. Attenzione a questa punizione, Palazzo va alla conclusione, para tranquillamente Pesce, è rimasto per terra nel frattempo Camarà, che si è fatto male penso da solo, non è stato colpito da nessuno, è rimasto giù, ha messo una mano al volto e si è accasciato. Aspra che al contrario fuori casa ha vinto solo una partita con il Lasca di Cefalù e ha perso invece nella seconda giornata contro il Città di Mistretta, una delle 2 sconfitte incassate fino a questo momento dai palermitani. Si è rialzato, adesso Camarà, sembra essere tutto a posto, si può riprendere
giocare 4 minuti il corso del secondo tempo, se ne sono andati, siamo al 49esimo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Rimessa laterale per l'Aspra che restituisce palla a Pesce, che deve fare qualche metro per recuperare la sfera e la gioca velocemente sull'unico ammonito del match, ovvero Lodico. Chiude Cuccia, poi Bangura lancia a cercare Cordaro che è in posizione regolare. Cordaro poi viene anticipato di testa proprio da Cuccia e gioca l'Aspra. Qui Santa Guida punta ma non salta Ferrara. Possesso di nuovo del Villarosa con Lodico. Bangura può salire il 9, cerca di esterno Cordaro, non lo trova per la buona chiusura di Marciante, che poi mette un po' in difficoltà Bonanno, che sbaglia. Vicari può anche calciare, fa partire la conclusione che termina al lato. C'è stata deviazione e sarà calcio d'angolo per il Villarosa. C'è Mardi pronto a battere. Andrà con il sinistro il numero 15. Parte il cross, colpo di testa allontanare di Palazzo, poi Cordaro, poi Cabba, anticipato, Pirrotta, da terra riesce a giocare su Gio, palleggia il 10, fermato da Lodico, poi Cabba, si ferma il 7. Messa laterale, ancora per il Villarosa. Bangura per Cordaro, chiude in qualche modo difesa ospite. E poi Mardi, mette giù bene, poi però stop a seguire e il campo finisce e non è un dettaglio. Attenzione che va vuoto Ferrara, c'è Gio, la mette dentro Gio per Pirrotta, arriva prima di lui Pesce che si piega, intercetta la sfera. 51 sul cronometro, 0-0 ancora. Va Pesce e poi Bangura la mette giù, non felicissimo lo stop, si riesce comunque a giocare la sfera per Mussa. Camara, Mardi, si avvicina a lui Mussa, decide di andare invece da Bangura che salta l'avversario, poi bravo D'Amico a tornare sul numero 15, non è finita, c'è Mussa che può metterla dentro, non ci riesce. Pirrotta per Albeggiano, preso in controtempo qui dal pallone l'attaccante ospite, palla messa dentro, una deviazione da allontanare. Poi Cabba, fermato, non si accontenta del calcio d'angolo, fa partire il cross, allontana Procida. Tante volte è arrivato in fondo Cabba, è riuscito a metterla dentro, tante volte da situazioni del genere il Villarosa è andato vicino alla rete del vantaggio nel corso del primo tempo. Fortunato qui in rimpallo Santa Guida che cerca in avanti Pirrotta, c'è Pirrotta contro Lombardo, lo punta, Pirrotta va sul sinistro, la mette dentro, Pesce a vuoto, che non va a vuoto fortunatamente per il Villarosa e Ferrara, e poi spazza via e non riesce a giocare Santa Guida. Si salva il Villarosa, forse è l'occasione più grande dell'Aspra. Cordaro a cercare Vicari, posizione regolare, può giocare il 17, fa sportellate con l'avversario, Vicari va dentro! È incredibile il gol di Vicari! 1-0 Villarosa al 54esimo, cambia il parziale inaspettatamente, era un cross, è diventato un tiro, 1-0 Villarosa.
Cambia dunque il parziale a 55 e 1-0 per il Villarosa, più che meritato, è arrivato nel modo più assurdo. Un cross di sinistro messo dentro da Vicari, che ha preso una traiettoria imparabile per Cascione, ed è 1-0 Villarosa, prima rete stagionale tra l'altro per Vicari. Adesso vedremo come reagirà l'Aspra, ma c'è ancora Bangura che non è abbastanza. Pallina avanti, cercare Albeggiano, arriva Mardi. Si gira, qui Bangura viene atterrato in maniera irregolare, calcio di punizione per il Villarosa, già battuto, chiude l'Aspra, qualche secondo, buona la chiusura di Cordaro. Che serve Caba, può salire il 7, ancora Caba, si ferma, pensa ancora, poi la mette dentro, fa partire il cross, c'è stata un'altra deviazione, ancora calcio d'angolo Villarosa, ha subito il colpo l'Aspra, che adesso soffre più di quanto già lo stesso. Calcio d'angolo, sempre Mardi sul punto di battuta, fa partire il cross, colpo di testa di Ferrara, la palla è fuori, vicino al raddoppio il Villarosa, 2 minuti dopo il vantaggio, stavolta è stato Ferrara a staccare, ha preso in controtempo non solo difensori e portiere dell'Aspra, ma anche i suoi compagni, nessuno è arrivato sul secondo palo a ribadire in rete il colpo di testa del numero 4 Villarosano. Ci sono 2 cambi per l'Aspra, escono Cuccia e Giglio, e al loro posto vediamo chi entra. Entra Giovanni D'Amico e Vitrano. Primi 2 cambi dunque effettuati dalla squadra ospite. C'è nel frattempo rimessa laterale sempre per l'Aspra, già battuto. Chiude Caba che sbuca tra 2 maglie verdi, può andare avanti il 7, la palla però è uscita. Continua comunque a correre il numero 7, tra l'altro c'è stata una deviazione e dunque rimessa laterale Villarosa. Già battuta. Ancora colpo di testa a allontanare della difesa. Ce lo dico che aspetta l'arrivo di qualche compagno. Non c'ha fretta ovviamente il Villarosa, buonissima giocata di Vicari, l'autore del gol dell'1-0, poi prova ad andare da solo, spazza via Palazzo, sempre in rimessa laterale. Lo dico, Caba, salta bene l'avversario Caba, può fare partire il cross, lo fa via Palazzo, lo fa male, la palla resta al centro dell'area di rigore, spazza via senza badare all'estetica Procida, e poi lo dico, fa scivolare la palla fuori. Va il 19 alla battuta, cerca Vicari, buon il sombrero, cercare di accendere Caba, che poi però non riesce a gestire, la rimessa tra le Aspra. Tra l'altro, attenzione, ne parliamo dopo perché c'è il possesso ancora del Villarosa con Cordaro che cercava
Mussa non lo trova, fa anche fallo l'ex Leonfortese, stavo per dire Giovanni D'Amico e Vitrano, che hanno giocato titolari nella gara contro il Geraci di 2 settimane fa. Oggi partivano dalla panchina e adesso sono subentrati. Colpo di testa allontanare di Lombardo, la palla termina out, sarà calcio d'angolo per l'Aspra, il primo del secondo tempo, il secondo in totale per gli ospiti. Palla bassa non arriva Albeggiano, allontana la difesa villarosana, rimessa laterale sempre per l'Aspra. Bonanno, cross dentro, Albeggiano non era uscito, perdonatemi Pesce, e gli ha detto bene. Albeggiano non ha impattato la sfera, era anche difficile. 60esimo, 1-0 Villarosa, ricordiamolo, 6 minuti fa ha segnato Vicari. Spizzi di testa Cordaro, poi Palazzo, poi Camarà, nessuno mette la palla giù, non ci riesce, neppure Vicari, non ci riesce, dietro di lui ed è Procida. Procida. Tra l'altro Mattia Folissi squalificata e qui in tribuna a dare indicazione ai suoi. Il Mardi chiude sull'avversario. Passa via una rimessa laterale. È arrivato il momento del cambio per il Villarosa. Però verrà effettuato fra qualche secondo, aveva fischiato l'arbitro per richiedere il pallone e non per il cambio come pensavo io, ma c'è un cambio pronto comunque per gli ospiti, per i padroni di casa, perdonatemi. Una linea, Luca, una linea! Cascione. Vieni dietro, vieni dietro. Lancia il pallone. Camara. Mussa con il tunnel, Mussa. Si accende il numero 8. Cerca sempre la corsa di Caba, vicino a lui Vicari, più lontano ci sono Bangura, Cordaro va invece da Mussa che allarga il gioco per Bangura, la può mettere giù, c'è il tempo, lo spazio, salta bene l'avversario Bangura, può metterla dentro, fa partire il cross e arriva il gol, sempre Vicari, 2-0, solo doppiette si fanno qui per il Villarosa, dopo Cimino contro il Mistretta è il turno di Vicari che qui è arrivato con i tempi giusti al centro dell'area di rigore, ha fatto 2-0 sul cross di Bangura e Villarosa show al comunale. È andato via con estrema facilità Bangura all'avversario, l'ha messa dentro con il sinistro, esce l'autore dei 2 gol. Mezz'ora ancora, oh! Anzi non esce Vicari che però si era avvicinato alla panchina, mi ha ingannato il 17, mi ha ingannato solo i difensori dell'Aspra, anche me in questo caso. Esce invece, lo dico, che è l'unico ammonito della partita, e scientemente viene messo in panchina, entra al suo posto Allegra. Camarà, Caba, adesso ovviamente c'è una salita ripidissima per l'Aspra, una montagna da scalare. Oggi non una grande partita comunque degli ospiti, ancora non ha finito il Villarosa, c'è Vicari che cerca di mantenere il pallone in campo, non ci riesce, l'autore della doppietta di oggi, che è il quinto marcatore stagionale
del Villarosa, dopo Cimino, Gustavo, Lombardo, Bangura. Rimessa laterale per l'Aspra, già battuta. Vitrano cerca e trova Palazzo, entra dentro, fa partire il cross, palla bassa che termina fuori. Marti da Bangura, torna da Camarà, di nuovo Bangura, gioca il Villarosa, sale Mardi, lo vede, Bangura prova a servirlo, però termina il campo. Ottima prova del 9, che oltre ad aver fornito l'assist è stato protagonista di una grande partita, con lo stesso parziale contro il Geraci. L'Aspra accorciò le distanze, li fu Albeggiano e poi subì il definitivo 3-1. Adesso Pirrotta, poi con il petto Camarà prova a ripulire il pallone e ci riesce. Cabà esce Caba centralmente a cercare, perdonatemi, Mussa non lo trova, sbaglia però l'Aspra che è sotto pressione, in un attimo perde la concentrazione e qui ha perso anche il controllo della sfera, perché comunque c'è da sottolineare una prova sontuosa del Villarosa fino a questo momento. Oltre che ovviamente una bassa produzione offensiva per i palermitani. Adesso provano ad uscire. Pirrotta vince il contrasto. Vitrano alla Pirrotta, c'è dentro Albeggiano, punta qui l'avversario, la mette dentro, chiude qui bene Di Blasi, è entrato lui. Poi lo dico e non Allegra, mi correggo, chiedo scusa. In parte il Villarosa. Palla in avanti per Cordaro che è in posizione irregolare. Segnalata dal guardaline, forse con qualche attimo di ritardo. Comunque, tant'è. Attenzione alla palla che può diventare buona per il Vitrano. Fa da ponte qui il 19 sul pesce, secondo l'arbitro un normale contrasto di gioco. Adesso è rimasto giù proprio il Vitrano, non si può ancora giocare. Adesso sì. Chiude bene, qui ancora Di Blasi può ripartire il Villarosa, c'è un po' di campo con Mardi, sale Cordaro che forse è in posizione regolare, va centralmente invece a cercare Bangura, Bangura punta l'avversario, la mette dentro, palla fuori. Sempre pericoloso il 9. Sta mettendo in estrema difficoltà i difensori ospiti. Qui Mussa aveva pensato ad una soluzione di prima, scavalcare la difesa, Cordaro non l'ha capito, perde il possesso il Villarosa. Mussa, Cabba,
Pirrotta, ancora l'11, può calciare, Pirrotta in atterrata in maniera regolare secondo l'arbitro, può ripartire Villarosa, c'è un tocco di mani non secondo l'arbitro, c'è fuori gioco qui, di rientro di D'Amico. Dunque, calcio di punizione Villarosa, 70 sul cronometro, 20 al termine, 2-0 Villarosa, decisive le 2 reti di Vicari fino a questo momento. Mardi, lancio, cercare Albeggiano, Camara con il tacco, cercava la giocata in grande stile per Mardi, momento della partita più che risultato lo consentono. Poi Vitrano, sbaglia il passaggio Vitrano, ma sbaglia anche tempo d'uscita Caba, palla gli attraversa il corpo come se fosse un fantasma, poi palla è fuori. Altro cambio per il Villarosa, esce Cordaro ed entra Dabò, fascia di capitano, passa dal braccio di Cordaro a quello di Ferrara. È il momento dunque del cambio, entra Dabò. L'arbitro fa segno, recupero tutto. Entrato, adesso Dabò. Fallo su Caba. Adesso vediamo come si ridisegna il Villarosa. Non è d'accordo qui con la scelta dell'arbitro Pirrotta, ma comunque è calcio di punizione Villarosa. Di Blasi vede Mardi, voleva servire, la palla è un po' corta, arriva Santaguida che va da Albeggiano, si gira il numero 9, arriva Pesce però in chiusura e c'è anche fallo di Albeggiano ai danni di Lombardo, che rimane giù. Chiamati immediatamente i soccorsi. Qui un errore di Blasi che ha tagliato il campo con un passaggio a cercare Mardi, un po' troppo corto, un po' troppo basso. Il Villarosa questo errore poteva pagare caro. 73-17 al termine, 2-0 Villarosa. Ancora non si rialza la terra Lombardo. Ovviamente non ha nessuna fretta la squadra di Mister Folisi, che se la partita finisse così tornerebbe a vincere dopo 4 partite, 3 le ha perse 4 giornate fa, o meglio 2 giornate fa più la gara di Coppa. Vinse 2-1 contro la Polisportiva Gioiosa, una gara che fu vinta dalla squadra villarosana all'ultimo secondo con il gol, l'unico in questa maglia fino a questo momento di Gustavo. Inizierà la palla in avanti, chiude
sempre Lombardo che si è rialzato e sta bene. Santa Guida, chiude Camarà, riparte Vicari che è scatenato oggi, viene atterrato qui da Giovanni D'Amico, calcio di punizione, si è fatto anche male, penso nel contrasto con il 16, è rimasto giù Vicari. Con la mano sul volto. E dunque calcio di punizione Villarosa, rimane giù anche Vicari, si presume un recupero consistente, che gli ultimi 5 minuti non si sono giocati, sono state diverse interruzioni, fino a questo momento 4 cambi, probabilmente ci sarà recupero. Qui Mardi viene fermato l'avversario, poi Vicari scivolata, non riesce a fermare l'avversario che è D'Amico, subisce qui il fallo sia di Lombardo che di Camarà, dunque ancora possesso dell'Aspra. Camarà, Cabba, poi palla lunga, deve uscire addirittura Cascione, perdonatemi, che spazza via. Altri 2 cambi per l'Aspra, esce Santa Guida, entra Palmeri, l'altro cambio esce Albeggiano ed entra Roccaforte. 4 cambi effettuati dall'Aspra, 2 dalla Villarosa fino a questo momento, e siamo al 77, è il risultato di 2-0 per il Villarosa, decisiva la doppietta di Vicari. Dabo si autolancia di testa, però il campo è finito e dunque rimessa al fondo per l'Aspra. A rilancio lungo Cascione, c'è Gustavo che sta effettuando il riscaldamento per il Villarosa, insieme al possesso ancora dell'Aspra con Vitrano, anzi era D'Amico, arriva Bangura, mette la palla fuori, c'è giù Lombardo che parla, è rimasto giù Lombardo, l'arbitro invece parla con Ferrara che è andato a chiedere spiegazioni, si parlano, il 3 Bonanno, il 4 Ferrara, gara in questo momento molto spezzettata, tanti contrasti che interrompono il flusso della gara che ovviamente sta conducendo il Villarosa e non ha fretta. C'è il calcio d'angolo, anzi è rimessa laterale, battuta come se fosse un calcio d'angolo, la palla attraversa l'area di rigore, colpo di testa, Pesce vola, non è finita e la mette fuori Di Blasi, e qui Pesce si è superato dopo una serie di tocchi in area di rigore, sbucato di testa, se non sbaglio, Vitrano, la palla è stata intercettata in qualche modo da Pesce, calcio d'angolo per l'Aspra, occasione più pericolosa per gli ospiti al 78esimo, cross dentro, altro colpo di testa, stavolta allontana il Villarosa, allontana Mardi senza badare all'estetica. D'Amico, Paolo D'Amico sbaglia, poi qui Roccaforte, arriva Dabo che cerca di mantenere il pallone in campo, non ci riesce, rimessa laterale per l'Aspra, inserisce
anche Pesce il suo nome tra i protagonisti del match. Miracolo. Qui importantissimo il portiere del Villarosa. Qui chiamato cambio fallo per perdita di tempo. E poi con le mani va Roccaforte, Pirrotta, toccato in maniera regolare secondo il direttore di gara, si rialza immediatamente il numero 11. 10 minuti al termine per le speranze dell'Aspra, 10 minuti al termine di mantenimento per il Villarosa. Palla messa dentro, attenzione alla palla che attraversa l'area di rigore, non è finita, arriva la palla rimessa dentro, conclusione in mezza rovesciata, ancora arriva D'Amico che calcia, palla che termina fuori, deviazione miracolosa in questo caso di Blasi. Adesso sta aumentando la spinta l'Aspra, che comprende il momento di difficoltà del Villarosa. Calcio d'angolo battuto in questo momento, Pirrotta arriva di testa, spizza all'indietro, Bonanno la rimette dentro, tanti tocchi, alla fine è fuori gioco di rientro di Procida e il Villarosa respira. Stretto io. Calcio d'angolo per l'Aspra. Dopo! Il terzo nel giro di pochissimi minuti per la squadra palermitana. Bravo Luca! Tutti a saltare mentre c'è un cambio. Esce Vicari e sentite l'applauso, la standing ovation del pubblico. Ed entra Gustavo Vicari, ricordiamo, autore della doppietta che fino ad adesso decide il match. Calcio d'angolo. Cross dentro, allontana. Di testa sempre di Blasi e poi Caba spunta tra due, può ripartire il Villarosa, ancora Dabo, cerca Caba, c'è Gustavo dall'altro lato, lo può servire, sbaglia totalmente il passaggio, qui sbaglia il contropiede, sarebbe potuto essere decisivo il Villarosa. Poi Palmeri, Camarà, fase concitata del match. Camarà va da Dabo, un pallonetto può mandare, Gustavo non lo fa partire, adesso sì, buona l'idea, Gustavo può saltare un avversario, lo fa, torna dietro da Camarà, sbaglia il tocco, un po' frenetico qui il Villarosa, che spreca il contropiede, Bangura in grande stile, con il tacco Camarà per Bangura, adesso Caba gioca sul velluto il Villarosa, Caba, ancora il 7, poi va troppo veloce anche per il pallone, termina fuori la sfera e rinvio dal fondo, 84 adesso sul cronometro, 2-0 il parziale per il Villarosa. Spazza via che Bangura, Palmeri, poi D'Amico, forse tocca con un braccio, non secondo il direttore di gara Giovanni D'Amico, salta da Bo che lo stand, calcio di punizione, ci sono due falli, adesso opportunità, sempre calcio da fermo per l'Aspra con Palazzo che la mette dentro, chiude Camarà con l'esterno,
Poi Gustavo torna da Camarà, D'Amico, e poi Gustavo ancora, allarga per Caba, che può mandare il numero 20, si ferma Caba, stesso dall'avversario, calcio di punizione per il Villarosa. Rimane giù il set, che ha fatto una prova ottima fino a questo momento. 2 esterni hanno giocato veramente bene, anche Bangura che ha spaziato per tutto il campo, adesso al centro, ma che nell'occasione del gol si trovava in fascia a sinistra. Di Blasi, lancio a cercare uno tra Mussa e Dabo, alla fine la meglio Roccaforte, che però non riesce a sfondare, ma sì ad ottenere la rimessa laterale. Prossima gara l'abbiamo detto che per l'Aspra sarà contro Pro Falcone, Villarosa riposerà e poi giocherà fra 2 settimane proprio contro Pro Falcone. Palla in avanti a cercare Gustavo, che va davanti all'avversario, alla fine è fortunato anche nel rimpallo, si prende il calcio d'angolo che fa salire la squadra di casa, mentre ci sono scintille al centro del campo. E calcio d'angolo per il Villarosa. Quattro al termine, più recupero, che penso ci sarà, penso sarà anche corposo. Cross dentro Di Mardi, spizza di testa Camarà, però non trova il pallone, palla fuori. Risvegliamole. Roccaforte su un campanile per Palazzo, di testa esce l'Aspra, palla dentro di D'Amico, cercare il 17. Palmeri, arriva però Pesce che poi mette la palla fuori, che c'è Mardi per terra. Con questo gol, con questi 2 gol, Vicari diventa il secondo nel marcatore del Villarosa. Il primo è Cimino con 3 gol, secondi a pari merito Bangura e Vicari. Non chiude bene Procida, Palazzo spazza via. E poi Caba viene colpito in maniera irregolare, calcio di punizione ancora per il Villarosa, che prova ad addormentare la partita in attesa della segnalazione e il recupero. Lombardo, con tutta la calma del mondo, alla lunga cercare Gustavo, termina fuori, ultimo giro di lancette, e poi sarà storia. Arriva un altro cartellino giallo per il Villarosa, il secondo del match, i danni di Bangura. Bangura, ma viene ammonito anche
Pirrotta per l'Aspra. Nel frattempo mancano 30 secondi al termine, più il recupero. Vedremo la segnalazione dell'arbitro. 5 minuti di recupero. Si può giocare. Gli ultimi 5. Termina di Villarosa Aspra. C'è pronto un altro cambio per il Villarosa. C'è Rapè pronto ad entrare. Chiude bene Bangura. Corre il 9, prova ad accendersi, viene messo giù, calcio di punizione per il Villarosa, è giallo per Palazzo, poi Bangura chiama il pubblico e calcio di punizione. C'è Mardi sul punto di battuta, anche se un altro specialista è sicuramente Lombardo, che rimane dietro, che ha realizzato la rete nella prima gara contro la Santa Gioiese. Lì realizzò il calcio di rigore, corso il primo tempo. Punizione dunque per il Villarosa. Bangura sul punto di battuta, ne posiziona addirittura 5 in barriera Cascione. Arriva il fischio, parte Bangura all'alta. È arrivato il momento del cambio. È arrivato il momento di Rapè nel Villarosa ad abbandonare il campo. Bangura, uno dei migliori sicuramente tra i suoi, la sua prestazione tra virgolette oscurata della doppietta di Vicari, ma prova sontuosa del numero 9. Rinvio lungo, però è più rinvio corto che lungo perché sbaglia Cascione, e dunque rimessa per il Villarosa. 92, 3 al termine, 2-0 Villarosa, si avvicina sempre di più la terza vittoria in campionato del Villarosa, la seconda in casa, sempre tra l'altro con questo risultato. Adesso c'è Procida che però inciampa sul pallone, palla fuori. Terminata, dicevamo, anche contro il Città di Mistretta 2-0 e anche con una doppietta, in quel caso Pucimino, in questo caso invece Vicari, tra l'altro anche allora realizzò entrambi i gol nel secondo tempo. Palmeri perde il pallone, tanti batti e ribatti, alla fine Ferrara spazza via dove c'è Pirrotta che allarga, Procida dentro a saltare, attenzione, conclusione sul secondo palo, palla che termina fuori, forse è l'ultimo squillo dell'Aspra del match, quando siamo a 93-30. Ultimo sussulto della squadra ospite che è un po' mancata per i primi 60-65 minuti, poi è uscita la grande parata di Pesce sul colpo di testa. Mentre qui perde troppo tempo Lombardo, si prende il cartellino giallo.
A Lombardo a rilancio c'è Mardi che spizza di testa, poi Gustavo si mette davanti con il fisico, arriva da Bo, si lotta in mezzo al campo, poi Rapè, Gustavo fermato da Palazzo, 94-30, 30 secondi al termine. Rimessa tra le. C'è un cambio per il Villarosa, forse sul gong. Esce Kaba, entra Dembélé. È finita, anzi no, sì, l'arbitro pensava avessi fischiato, invece no. Gustavo, palla fuori, siamo oltre il 95esimo, si continua a giocare. Adesso è finita, torna a vincere il Villarosa dopo 3 sconfitte, è 2-0 contro l'Astra al Comunale. Decisiva la doppietta di Vicari, l'Aspra che invece dopo la sconfitta contro il Geraci la 5ª giornata, dopo aver riposato la 6ª, perde qui a Villarosa. È finita dunque 2-0. Un saluto amici di Sportisili da Fausto Signorelli.